Si sono avvicinati armati di una bottiglia ed hanno minacciato due operai castellani che stavano parlando tranquillamente tra loro. Volevano lo zaino e il giubbotto, ma le vittime si sono rifiutate. Così tre giovani malviventi le hanno colpite con calci e pugni. L'aggressione è avvenuta a Borgo Treviso, a Castelfranco, la notte scorsa. È stata una persona poco lontana ad assistere alla scena ed avvertire il 112. I tre malviventi, dopo aver strappato la rifurtiva ai due operai, si sono dati alla fuga. I carabinieri della stazione di Vedelago, che tra l'altro avevano intensificato il servizio di prevenzione proprio in vista del fine settimana, sono giunti subito sul posto. Sono riusciti ad individuare e neutralizzare due degli aggressori senza non poca fatica, visto che durante le fasi dell'arresto sono stati colpiti con calci e pugni anche i militari, che hanno riportato contusioni varie. Qualche ora dopo, in centro a Castelfranco Veneto, è stato rintracciato anche il terzo rapinatore che si era dato alla fuga. Si tratta di un 19enne conosciuto alla giustizia e di due diciottenni, uno dei quali già gravato da pregiudizi penali. I tre arrestati, in flagranza di reato, devono rispondere di rapina aggravata, lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale. Ora si trovano nel carcere trevigiano a disposizione della magistratura. Le due vittime, i due ventenni operai, sono stati invece medicati in ospedale a seguito delle varie contusioni giudicate guaribili in 10-8 giorni. Lo zaino e la giacca, con all'interno gli effetti personali dei due operai, sono stati recuperati.